La sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del progetto La sicurezza in bicicletta. Il progetto è promosso a livello nazionale dalla Federazione Ciclisti Italiani ed è accreditato tra le iniziative riconosciute dal MIUR e realizzato sul territorio grazie alla collaborazione tra l'Associazione Ciclisti Sorani ed il Comune di Sora, ed a cui hanno aderito tutti gli istituti comprensivi della città. Il Comune di Sora ha voluto patrocinare questa importante iniziativa promossa a livello nazionale perché rientra nel progetto del MIUR. Con l'associazione AS Ciclisti Sorani abbiamo deciso di coinvolgere i 3 istituti comprensivi del circondario sorano per questo progetto La sicurezza in bicicletta. Il progetto è molto innovativo perché si compone in 2 step. La prima riguarda proprio la manutenzione della bicicletta, quindi come procedere con la manutenzione della bicicletta, e il secondo step invece riguarda proprio la sicurezza e quindi l'utilizzo della bicicletta su strada. Faremo anche delle attività che coinvolgerà anche la Polizia Municipale proprio per incentivare e far comprendere ai piccoli cittadini sorani l'importanza dell'uso della bicicletta e quali sono le regole stradali per andare in maniera corretta con la bicicletta. Riteniamo che questo progetto sia molto importante perché fa comprendere ai bambini l'importanza dell'uso della bicicletta come mezzo alternativo rispetto ad altri mezzi, anche per non solo l'educazione stradale ma anche per tutelare maggiormente il nostro ambiente. Numerose le adesioni a livello nazionale al progetto La sicurezza in bicicletta, con la provincia di Frosinone che primeggia partecipando con ben 10 istituti, di cui 3 della città di Sora. La provincia di Frosinone si sono terminati i dati ricevuti dalla piattaforma MIUR e è risultata la prima in Italia per adesioni. Ben 10 comprensivi scolastici della provincia di Frosinone hanno aderito a questo progetto e la federazione, come ogni anno, fa la sua parte all'interno di questo progetto. Abbiamo sposato subito quelli che erano gli obiettivi dell'AS Ciclisti Sorani, dando il nostro contributo a livello di federazione, mettendo a disposizione tecnici e quello che è il materiale didattico per la promozione di questo progetto. La sicurezza va al di là di quello che è l'aspetto sportivo, ma va anche evidenziata sul fatto tecnico, pratico dell'uso della bicicletta e di come deve essere utilizzata. La sicurezza in bicicletta è un importante progetto che si pone tra gli obiettivi prioritari la diffusione tra i giovani del corretto uso della bicicletta, grazie alla competenza ed all'impegno delle associazioni ciclistiche. Sì, è un percorso che abbiamo intrapreso già qualche anno fa, nel 2014, in occasione del campionato italiano della Ciociarissima, e da lì è rimasto questo contatto con le scuole, con i comprensivi scolastici di Sora, a cui si è aggiunto quest'anno anche quello di Broccostella, e quindi niente, cercheremo di promuovere la bicicletta, il mezzo della bicicletta sia come sport, come mezzo di passeggio, e soprattutto con i bambini, perché è anche qui insomma l'ambito dove far crescere, anche nel caso, visto che noi comunque siamo sempre del ciclismo, magari qualche ciclista, qualche futuro professionista.